Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, siamo davanti alla chiesa di Catiepolo, siamo con Don Jacopo e Don Matteo perché anche la chiesa di Catiepolo, di Porto Tolle, la chiesa del centro, ha avuto un restyling, c'è stata un'operazione di restauro importante che ci facciamo spiegare da Don Matteo. Sì, buongiorno a tutti, siamo i parroci, ecco, di questa comunità come di altre comunità che vivono in unità pastorale. Ecco, abbiamo avuto dei importanti restauri di questa chiesa che aveva bisogno soprattutto nell'impianto elettrico e anche nell'impianto di riscaldamento, visto che avevano il suo tempo, avevano i suoi anni, ecco, e quindi abbiamo restaurato un po' l'impianto elettrico, quindi con un impianto nuovo di luci e anche l'impianto di riscaldamento con una nuova caldaia, ecco, che va a sostituire quella vecchia. E poi anche il rifacimento dei serramenti della chiesa, tenendo le vetrate che c'erano già alcune nel presbiterio, offerte dalla gente qualche anno fa, e poi il tetto che è stato sistemato, rimesso a posto e anche sollevato dalla pesantezza che c'era prima. Ecco, un bel lavoro di restauro che ci ha portati dall'8 di novembre a chiudere questa chiesa e a riaprirla fra qualche settimana. Ecco Don Jacopo, siamo all'interno, è stata un'operazione fatta con un contributo importante della CEI, Certo. però ci diceva che sia stato anche un contributo di affetto e anche economico da parte dei fedeli. Certo, ecco, la Chiesa è molto recente perché abbiamo appena festeggiato i 60 anni della consacrazione, anche se Monsignor Sarto ci ha messo 25 anni a costruire, partendo da un piccolo capitello, che era il capitello di questa frazione Catiepolo, che era un po' la più piccola, ma che col tempo è diventata la sede municipale e quindi la frazione più importante delle 12 del comune di Porto Tolle. Una chiesa quindi che ha una storia recente e che quindi tanti hanno visto costruire, hanno visto nascere, hanno visto i loro genitori impegnarsi con le loro mani, quindi sull'esempio dei loro cari hanno voluto fare altrettanto, non dimenticando che questa chiesa, intitolata al Sacro Cuore di Gesù, è anche il monumento ai caduti che la frazione di Catiepolo ha dedicato ai caduti di tutte le guerre. Quindi sulla facciata, che è stata ripulita, il Comune sta restaurando anche le 18 piastre con i nomi dei caduti di tutte le guerre. Al centro siamo andati nella chiesa che ha una novità grande che prima non c'era, ovvero l'altare. Certo, anche prima c'era un altare provvisorio di legno, bello, artistico, voluto negli anni '80, che l'allora parroco Don Gabriele Dallara ha fatto un piccolo restyling a partire dalla statua del Sacro Cuore in alto. E giustamente, pensando a questo restauro importante, non potevamo avere un altare in materiale nobile, un altare fisso, un altare consacrato, un altare che, quando verrà dedicato, conserverà al suo interno le reliquie del beato Carlo Acutis, un giovane recentemente beatificato, morto all'età di 15 anni, che ci mostra come l'Eucarestia sia l'autostrada per la vita. E un'altra reliquia importante sarà quella di Margherita Maria Lacocque, quella santa che ha diffuso le promesse del Sacro Cuore di Gesù, quella devozione di cui noi, questa Chiesa, è titolare, il patrono. Inoltre anche la cappellina ha subito un restyling davvero importante, diventando molto più luminosa, più pulita, per permettere una preghiera quotidiana, bella, serena, pacifica, grazie alla sanità delle mura che sono state pulite, perché non dimentichiamo che nel 66, dal 4 di novembre fino al mese di febbraio, questa chiesa, queste frazioni sono state sotto acqua e quindi c'era bisogno davvero di risanare anche le mura. Un ultimo lavoro importante è stata anche la bussola realizzata dalla ditta Ballarin, di legno e vetro, che porta alla chiesa tanta luminosità. Anche prima avevamo un'imponente bussola, ma tutta chiusa e quindi portava molto buio. E quindi pensare che Cristo è la luce del mondo e i lavori più grandi hanno facilitato la luminosità di questa chiesa. Quindi vogliamo ufficialmente invitarvi il 26 di settembre alle 5 del pomeriggio a
aprire al culto questo tempio consacrato al Sacro Cuore di Gesù. Ecco, nelle famiglie è già giunto il programma che in questo mese di settembre ci sta preparando anche spiritualmente a tutta l'unità pastorale, a dire: è vero, abbiamo un tempio, abbiamo un tempio di pietre, ma siamo noi, quelle pietre vive, che edificano la Chiesa. Quindi un grazie a tutti e vi aspettiamo numerosi.